Rischio infarto in agguato. Nei mesi di isolamento la paura di contrarre il coronavirus recandosi all'ospedale si è tradotta in un calo notevole degli accessi ai pronto soccorso degli ospedali del Veneto. Una riduzione notevole nelle cardiologie confermata da uno studio che ha coinvolto i principali ospedali della regione. Un calo di ricoveri per infarto raffrontando il primo trimestre del 2020 con quello dell'anno precedente, che va dal 30% del Cafoncello fino a picchi di oltre il 45% di Padova. Purtroppo non ci sono stati meno infarti, l'evidenza scientifica porta a considerare che invece ci sia stata una forte paura che ha portato i pazienti con infarto miocardico acuto a star lontani dagli ospedali, cosa che ovviamente non deve avvenire. Chi ha un dolore toracico violento al petto, che non ha mai sentito e presenta dei fattori di rischio, che sono la familiarità, il sovrappeso, l'ipertensione, il diabete, il fumo di sigaretta, deve contattare il 118 in caso di dolore toracico. Gli verrà garantito un percorso ovviamente il più sicuro possibile all'interno dell'ospedale, ma sia ben chiaro che l'infarto miocardico acuto al cuore uccide. Il Covid è un problema che stiamo gestendo. Il pericolo è che il timore di contrarre il coronavirus possa avere, soprattutto sui soggetti a rischio cardiovascolare, conseguenze peggiori, anche perché spesso sono stati rinviati molti controlli, visite ed esami. Ancora non si hanno i dati per capire se ciò ha portato ad un incremento della mortalità per infarto, ma si ipotizza che sia proprio così. Se ho dei sintomi, mi devo rivolgere al medico di famiglia, il quale valuta se necessaria l'intervento di uno specialista e ne decreta anche il grado di urgenza. Quei controlli veniteli a fare, perché lì dietro ci sono vite che noi possiamo salvare.